diamo subito gli ospiti qui sul palco. Maria, non mi spostare. No. Allora sarò previsto per dare la possibilità ad Angelo di partecipare a un'altra manifestazione. Vi chiederei cortesemente un po' di silenzio. Tanto buonasera. A nome dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, auguro buon primo maggio a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori, a tutte le pensionate, a tutti i pensionati che hanno lavorato e che si sono sacrificati negli anni scorsi. Permettetemi di fare qualche ringraziamento. Quest'anno alcuni amici ci hanno dato un concreto contributo alla realizzazione di questa festa. Tra questi la ditta Baffa Francesco di Santa Sofia, che ci ha fatto dono del vino che andrete a degustare. In più vorrei ricordare la ditta Giuseppe Simone. Scusate questa breve introduzione e ringrazio le forze dell'ordine che ci sono vicine in tutte le occasioni, gli amici lavoratori stranieri che con il loro lavoro, la loro serietà stanno dando un notevole contributo alla crescita economica e sociale del nostro Paese. Più in generale saluto con un convinto trasporto tutti quei lavoratori che a causa delle loro particolari mansioni sono costretti a lavorare anche nei giorni di festa. Ringrazio i dipendenti comunali, i collaboratori dello sportello linguistico e tante altre persone che disinteressatamente ci hanno dato una mano nell'organizzazione del primo maggio, a cominciare da Amico Morano, un vero giorno a disposizione dell'amministrazione. E in più vorrei ricordare Cosmo Pino, autore di una sorpresina finale. Un affettuoso abbraccio al maestro Antonio Pifano e a tutti i componenti della banda musicale, motivo di orgoglio di questo Paese. La breve carrellata di ringraziamenti include il direttore della casa di riposo per anziani, l'amico Domenico Barbieri, che ha messo ancora una volta a disposizione dell'amministrazione la struttura che dirige. Ringrazio i rappresentanti istituzionali, paesi vicini di San Giorgio, nella persona del sindaco dottor Scura, di Maccarizzo nella persona dell'assessore architetto Rococino. I nostri oratori, ve li vado a presentare, sono Angelo Procolo, conoscerete senz'altro tutti quanti, che è un politico di razza, presidente dell'Assemblea regionale del SER, il partito di Veneto. Poi abbiamo il presidente provinciale dell'UCI, Unione Coltivatori Italiani, Gaetano Ferraro, fine conoscitore delle problematiche inerenti all'agricoltura, e Giuseppe Le Fosse del Partito Democratico. A proposito dell'amico Pino Le Fosse, confesso candidamente che avendo più volte ascoltato i suoi appassionati interventi in pubbliche assemblee, avevo maturato l'inesatta convinzione che fosse ancora delegato della CGIL. Non è così, ma mi fa molto piacere averlo con noi, a prescindere dalla sua appartenenza organica alla CGIL. Ne approfitto in ogni caso per salutare gli amici di tutte le organizzazioni sindacali del lavoro. Concedetemi ora due brevissime riflessioni prima di cedere la parola ai nostri ospiti. La prima riflessione sulla cronica difficoltà di trovare lavoro va oltre la mera considerazione di carattere economico. Essere disoccupati, avere un lavoro sottopagato, saltuario o peggio che lede la dignità della persona obbliga chi vive questa angosciante situazione ad una frustrante e penosa esistenza. Una condizione di subcittadino che non può essere accettata, specie se riguarda fasce sempre più larghe di popolazione, innescando talvolta un clima di tensione che potrebbe sfociare in un pericoloso scontro generazionale. Non è possibile immaginare una democrazia, uno spazio di organizzazione civile e politica, se non tutti sono messi nella condizione di vivere da liberi cittadini e di godere nella sostanza di pari diritti civili. La coesione sociale, garantita dal patto costitutivo che chiamiamo appunto Costituzione, così tenacemente perseguita, conseguita peraltro al prezzo durissimo di tante vite umane,
che ha visto la luce nell'Italia post-fascista, ora è messa sulla prova. La seconda riflessione è che dopo la terribile esperienza dell'uomo della provvidenza, il baluardo che era stato posto a salvaguardia dei diritti di tutti e della democrazia, ovvero la pluralità della rappresentatività garantita dai partiti politici, ora mostra tutta la sua inadeguatezza. I partiti politici, almeno nella loro recente evoluzione, si stanno dimostrando incapaci di affrontare le nuove sfide politiche, economiche e sociali. Autoreferenzialità, pressoché impossibilità di ricambio dei loro rappresentanti, opacità nella gestione delle risorse pubbliche, che negli anni si sono autosegnate, non favoriscono il clima di serenità. Si ha la sensazione che i partiti, come tutti i fenomeni storici, senza peraltro un'adeguata legge elettorale che ripristina a pieno titolo la rappresentatività, stiano per dissolversi inesorabilmente e rapidamente. E pensare che nel 1974, dopo il cosiddetto scandalo petrolio, la legge sul finanziamento pubblico, con primo firmatario l'onorevole Flamino Piccoli della DC, votata da tutto il Parlamento, aveva la sua maggiore motivazione proprio in quella di preservare i rappresentanti dei partiti da tentazioni tangentizie. Garantire ai partiti un consistente finanziamento pubblico avrebbe significato, secondo le originali intenzioni, liberarli definitivamente dalle lobby, dai centri di potere e di interesse particolari. Numerosi scandali invece hanno continuato ad attanagliare i partiti, dallo scandalo lobby fino alle maxi tangenti che anche i più giovani ricorderanno. Nel 1993, con oltre il 90% dei suffragi, uno dei meritori referendum pannelliani cancellò la legge Piccoli. Per ricordare il clima di quegli anni scegliamo un inciso di Eugenio Scalfari, che nel lontano 1981, è sempre scritto oggi, definiva i partiti come macchine di potere, di clientela, attribuiva loro scarsa e ingiustificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente. Idee, ideali, programmi pochi o vari, sentimenti e passioni civili zero. Aggiungeva che gestiscono interessi più disparati, più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli senza perseguirli nella vita. Sempre nel 1993 i partiti, decaduta la legge Piccoli, escogitarono il rimborso elettorale, una legge beffa che non ha cancellato il finanziamento, anzi ha consentito un flusso ancora maggiore di denaro pubblico ai partiti, senza alcun controllo, con l'incredibile epilogo dei casi Lusi, Margherita, Persito, Lega, Penati, PD, e aggiungiamoci le macerie politiche e morali lasciate dal secondo uomo della provvidenza e dei suoi tempi gregari. Non è più possibile continuare lungo questa china. Occorre un nuovo patto, un nuovo sentimento di empatia che leghi il popolo alla sua classe dirigente. E per fare questo è giunto il momento di un completo ricambio. Abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente che si assuma la responsabilità di proporre qualcosa di diverso e di innovativo. Non di un usato sicuro, abbiamo bisogno di uno scatto di fantasia che ci permetta di accarezzare nuovi obiettivi. Ci piacerebbe pensare che questa volta la soluzione dei problemi non partisse sempre dalla tassazione delle solite categorie. Ci piacerebbe invece che si partisse attaccando i privilegi che pochi fortunati sanno difendere e con molta abilità. E soprattutto ci piacerebbe pensare a un mondo diverso, senza le strutture della finanza e senza le accentuate disuguaglianze in atto. Questi obiettivi difficilmente verranno perseguiti da gente abituata a vivere nel lusso, assolutamente avulso della realtà, impegnata strenuamente a difendere lo status quo. Per qualcuno tutto ciò è demagogia spicciolo, non pensino pure. Per tantissime persone invece si tratta di perseguire uno stato di orgoglio, un anelito di equità non più procrastinabile. Dimostri concretamente nei fatti questa gente che il partito e la politica, come dice il presidente Napolitano, non sono il regno del male, del calcolo particolaristico e della corruzione. Chi si sente fuori da questo inferno si svegli e dimostri con l'esempio, col sacrificio, con lo spirito di abnegazione che costruire una nuova società non solo è possibile ma è a portata di mano. Basta tasse, basta ingiustizie, basta sciacalli, basta burlesque, basta diamanti, basta